Sono arrivati numerosi quesiti circa il conferimento dell'umido questa settimana. Ecco, che risposte dare alla gente che è entrata un po' in confusione? Allora, noi avevamo dato un calendario sino a giovedì. I prossimi 2 giorni, cioè mercoledì, domani, si conferisce solo la carta, quindi stasera bisogna uscire la carta e domani viene ritirata. Giovedì si potrà conferire l'umido e l'indifferenziato, insieme o separati, non ha importanza. Da venerdì dovrebbe essere tutto normalizzato col calendario ordinario, plastica il venerdì e umido e vetro il sabato, sempre con un piccolo punto interrogativo perché aspettiamo da un momento all'altro la conferma da parte della piattaforma del centro RACO per il conferimento dell'umido. Se ci danno il via, diciamo, tutto si normalizza e tutto riprende in maniera secondo il calendario ordinario. Io volevo dire a molte persone che in qualche modo si lamentano che ci possano essere state delle variazioni, sono indispensabili e siamo riusciti anzi a fare in modo che l'umido in fondo è saltato solo per un paio di giorni. Ci sono comuni che hanno già da 2 settimane non consentono il conferimento dell'umido. Noi stiamo facendo degli sforzi sia per consentire per dare il minore disagio possibile all'utenza, sia per evitare di perdere punti di differenziata, perché ogni mancata raccolta dell'umido corrisponde circa a 3 punti di differenziata.